Una morte avvolta nel giallo è quella di Loredana Fornaro, 59 anni, trovata priva di vita, riversa a terra sul pavimento di casa con il marito, anche lui ritrovato a terra, ma in camera da letto è ancora vivo, sebbene in stato di incoscienza. L'allarme a Bibbione è scattato verso le 9:30 in via delle Comete, dopo che nessuno tra familiari e amici riusciva a mettersi in contatto con la coppia che non rispondeva al telefono. Subito sul posto carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del SUM 118. Inutile per la 59enne ogni tentativo di rianimazione. Loredana era già morta in mattinata, mentre il marito è stato portato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Portogruaro. Tra le cause del decesso della donna non si esclude l'infarto o la morte per le esalazioni di una possibile fuoriuscita di monossido di carbonio. Per il marito si ipotizza anche un malore dopo la scoperta del ritrovamento del corpo privo di vita della moglie.